Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e oggi sono in prossimità del Monte Corno, sono un po' più a nord nella strada del Barental, è praticamente della strada che collega il Monte Corno e si stende verso nord, praticamente collega il Monte Corno al tutta questa vallata della Granezza fino a passare davanti alla malga scoperchiata dal tornado. E adesso vi mostrerò passando davanti. La tappa di oggi è il sentiero dei partigiani. Ragazzi, mi incammino perché sono le 15:45. Ragazzi, sono in mezzo al bosco. Guardate quanto secca, quanto secco è il substrato, che di solito è umido, essendo anche all'ombra. Guardate appena dietro la malga è qua sulla destra. Il tornado è passato verso est, nord-est, è interessato il bosco, poi è proseguito per dei chilometri anche più in là. Fatto il secondo tornado, prima a Loana e dopo qua. È stato un po' anomalo qui in altopiano quest'anno. Va bene, terminato un attimo la parentesi meteorologica. E dicevo che questa strada del Barental, che vedete qui alle mie spalle, praticamente fu costruita durante la prima guerra mondiale per portare rifornimenti e viveri a eserciti qui alleati che difendevano dai tedeschi. Adesso più avanti qui si arriva alla fine dei pascoli, al Saccello, e poi da lì c'è il sentiero per andare a vedere appunto il sentiero dei partigiani. Rifugio Granezza, un buon posto dove mangiare, ci sono stato un paio di volte anni fa. Inforco il sentiero. Devo raggiungere la cima del monte Reitertal e dopo da lì il sentiero prosegue. 15 minuti. Supero il sentiero. Oh, finalmente fuori dal caos delle zone commerciali, finalmente in pace in mezzo al bosco. Qua ragazzi al centro, i colini. Da qui imbocco a destra. Andiamo a prenderci questo Reitertal ragazzi, dai. Molte indicazioni, bisogna dare atto che la segnaletica è molto ben presente. Un altro dopo pochi passi e su. E devo dire che questo sentiero scavato tra le rocce non è neanche male, tutto sommato. Ragazzi, bevo anche io qualche volta, anche se non mi inquadro mai. Poco ma bevo. Un bivio. Ma noi abbiamo la cartellonistica che ci indirizza e non si può sbagliare. Qui siamo in zona evidenti lavori forestali. Inizio a vedere una parvenza di sommità. Eccomi ragazzi, sono
Giunto sulla sommità del monte Raitertal e qui c'è il capitello, c'è un monumento, adesso vi mostro meglio, altre indicazioni. Vedete il sentiero dei partigiani che adesso andrò a fare. Sempre il primo tratto del sentiero dei partigiani è praticamente il contrario di quello che ho fatto. E la cima del Raitertal. Devo andare un attimo a vedere le cucine. Caspita, qui è stato tutto interessato dagli schianti di Vaia. Continuo nel sentiero dei partigiani e niente, vado avanti per di qua. Posto paradisiaco, che calma. Ah no, ho incontrato anima viva comunque finora, Ci sono un sacco di sentieri secondari rispetto al principale che si diramano un po' in tutte le direzioni. Qui ce n'è uno, qui ce n'è un altro in mezzo al bosco, però il sentiero principale mi viene indicato come questo. Vedete, ci sono tanti sentierini interessanti, alternativi, però già il tempo cronometrato non... Pensate che noi ci lamentiamo perché un giorno ci alziamo e piove, e pensate quelli di 18-20 una volta venivano in queste zone facendo guerra, neve, freddo, pioggia, sole, quanto lamentoni che siamo, ragazzi. Un po' di salita come indicato dal segnale e siamo in vetta. E giù di nuovo. Quando mangio qualche biscotto rubato a casa alle donne della famiglia. Semi di chia, lino e girasole. Oh, non è che male dopo tutto. Brave. Ne mangio un altro iniziando a camminare e secondo me tra poco sono arrivato ormai. Appena visto le 5 lapidi, ragazzi, non ho detto niente ovviamente, riprendo il sentiero. E là sullo sfondo vedo altre cime, quindi penso che ormai siamo veramente a fine itinerario. E giù, ragazzi, dove indico lì col dito c'è il monumento del Monte Corno. Qua si è aperta una radura. Adesso noi proseguiamo di qua.
Maga granezetta. Ed eccomi alla fine dell'itinerario perché sono arrivato al rifugio Granese. Tornando al discorso del tornado di prima, guardate anche qui i primi arbusti spezzati. Qui c'è una stalla scoperchiata, la tettoia lì è stata parzialmente divelta, infatti vedete che sono intelaiature di nylon. Qui poi si è consumata la disfatta. E con questo, cari miei, è proprio tutto e niente, oggi siamo andati un po' a vedere appunto questo percorso un po' storico e io vi saluto. Che dire, cercherò di tornare a fare mete un po' più distanti. Iscrivetevi, mettete like ai video, guardateli, commentate perché mi piace il confronto, scambio di pareri, opinioni così. E anzi, tanti saluti a tutti e buona domenica.